Facciamo un punto sull'inchiesta su questa vicenda. Gli 8, dicevamo, sono stati arrestati. Si è trattato di individuare con precisione i capi di imputazione. Se ne sta occupando il sostituto procuratore veneziano Rita Ugolini. Si dichiarano prigionieri politici gli 8 arrestati che nella notte avevano dato l'assalto a Piazza San Marco. Sono tutti veronesi e padovani: Andrea Viviani, Fausto Faccia, Cristian Contin e lo zio Flavio Contin, che erano già tenuti sotto controllo perché sospettati di essere i pirati dell'etere che avevano dato il via alle interferenze televisive al TG1 nel Veneto dal 17 marzo scorso, e poi Moreno Nemini, Gilberto Muron, Luca Peroni e Antonio Barison. Quest'ultimo si è sentito male al momento dell'intervento delle forze dell'ordine e l'hanno portato in ospedale. Domani per gli arrestati iniziano gli interrogatori da parte del PM veneziano Rita Ugolini. Pesanti le accuse nei loro confronti: associazione sovversiva, sequestro di persona per aver bloccato il personale del ferryboat con il quale sono giunti in Piazza San Marco, furto dell'imbarcazione, detenzione di armi, minacce e violenza, attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento, usurpazione dello spazio demaniale. Il comando voleva restare a lungo in Piazza San Marco. Dicevano di attendere il loro ambasciatore, sarebbe una persona di Borgo Ricco nel Padovano, già individuata dagli inquirenti. Perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati. I GIS dei carabinieri hanno sequestrato al comando in piazza un fucile MAB. Il mezzo blindato aveva una targa di un autoveicolo dismesso una decina di anni fa. Sul campanile avevano issato una trasmittente. Stamane avevano lanciato altri proclami interferendo sulle trasmissioni RAI.